Perché io mi scanto. Poi, quando poi io sto per andarmi a coricare, c'è la sera, cerco di lasciarmi, penso alle margherite, alle rose. Che so, penso di sbucciare cacoacciolo, perché a me piace i cacoacciolo, per esempio. Però mi scanto come mi faccio male chi spina. Cioè mi spino le mani, va. Lo stesso chi figurine, le figurine, va. Poi quando poi si tratta di andare a vedere un film, cioè io sono il primo che dice andiamo a vedere un film dell'orrore, perché io così metto alla prova la mia paura profondamente. Io penso di essere una persona normale. Però, per esempio, come mi è venuto in testa di fare il film Profondo Rosso? Appunto, mi chiedevo come le è venuto in testa di fare il film Profondo del Rosso. È una cosa che vorremmo sapere tutti. Sì, però io, cioè, una mattina mi sono svegliato. E niente, ho detto, voglio antiche di salsa di pomodoro, cavolo. E così ho pensato al rosso. Era una giornata di quelle, sai, che ti svegli e non sai che cosa fare. Poi mi tagliavo dire tu. Mi fece male e mi scantavo. Cioè, poi ero al bar. Quindi l'idea di Profondo Rosso è uscita da un po' di veri. Cioè lei... Sì, anche al bar, mentre pio il cappuccino. Mi scanto che mica era a sentire. Non lo so. Cioè, Ma non pensa di essere una persona un po' complicata? non penso di essere una persona complicata, io sono una persona semplice. Cioè, non credo di io, cioè, Ma lei riesce a comprendersi completamente? sì, certe volte non mi capisco neanch'io. Cioè, dove inizia Fregis e finisce, poi io credo, ci sono una persona mistica, io mi dico preghiera, sì. Una 102 preghiere nel mio frigo, come di coricarmi, perché mi stanco veramente, perché poi a dormire. E cominciano i problemi, eh? Ecco, cominciano gli incubi. Cioè, comincia a sognare cose strane, zombie, Dracula, tutte cose. Poi la gente che si squaita, si piglia attissato da solo col muro. Cioè, cose allucinanti.